È una malattia che non è che non ci fai caso, è che pensi, ma non ci darà mai a me. E invece c'è stata e adesso grazie anche poi a tutta la ricerca che è stata fatta e soprattutto anche all'equipe che ci ha seguito, il sistema immunitario si sta riformando e quindi è un percorso che porteremo al termine. A parlare la mamma di Giacomo, il neonato a cui lo screening neonatale aveva diagnosticato a poche ore dalla nascita l'immunodeficienza severa combinata, una malattia genetica rara che lascia indifesi da qualsiasi infezione. Il bimbo è stato salvato grazie a un trapianto di cellule ematopoietiche donate dal suo papà. È un gioco di squadra tutto di Padova in cui si parte dall'unità diretta dal professor Burrina, le malattie metaboliche, che identificano i bambini con un sospetto. I bambini sono mandati da noi, il servizio di immunologia pediatrica conferma il sospetto, dà una diagnosi molecolare specifica e avvia il trattamento più indicato, che in questo caso è stato il trapianto, realizzato sempre nella nostra unità di trapianto di cellule staminali. Un risultato ottenuto grazie allo screening neonatale esteso che da una goccia di sangue prelevata al neonato riesce a diagnosticare più di 60 malattie. Noi non abbiamo la faccia del paziente, noi abbiamo quella goccia di sangue e da quella goccia di sangue dobbiamo decidere il futuro del paziente se ha una malattia rara. Come si arriva a questo? Applicando un po' principi di intelligenza artificiale, ecco, perché noi abbiamo tutta una serie di passaggi computerizzati in cui a seconda del valore che troviamo facciamo dei gradi di severità della malattia, per cui noi possiamo richiamare i pazienti immediatamente oppure richiedere un altro controllo fino ad arrivare però in tempi determinati, rapidissimi, massimo 48 ore alla diagnosi. Un supporto, quello della struttura ospedaliera padovana, alle famiglie dei piccoli malati. È importante che ci sia, quando viene comunicata la notizia alla famiglia che magari si trova di fronte ad un neonato apparentemente sano, ha il problema da seguire, e il supporto della squadra dell'ospedale di Padova è un supporto veramente meraviglioso, fatto di medici, di infermieri, di operatori sociosanitari, ma anche da psicologi, e soprattutto è un supporto dove la famiglia ha un ruolo assolutamente fondamentale, quindi la squadra che si occupa appunto del problema sanitario è una squadra formata sì da personale ospedaliero ma anche dalla famiglia.